Uno dei grandi veneziani, ci stanno lasciando in tanti ultimamente. La domanda che mi facevo adesso era quali sono quelli di oggi? Se il problema è soltanto quello di continuare a fare proteste, questa è la gente che protestava e proponeva, sognava, faceva progettazione. Questa è la Venezia bella da ricordare, al di là delle singole considerazioni politiche o partitiche, era gente che aveva coraggio di rischiare, di dire la sua, metterci la faccia. Nel giorno del funerale dell'ex sindaco di Venezia Nereo Laroni, il primo cittadino lo ricorda come un uomo d'altri tempi, di quella Venezia che si vede sempre meno. Un uomo di grande cultura, come l'ha definito il parroco durante la cerimonia funebre nel Duomo di Mestre, ricordando il grande amore per il nipote Michele. Ed è sempre stato attento ai problemi dell'istruzione, nella volontà di conoscere, un desiderio il suo di entrare davvero in comunione con paesi e culture lontane. Una persona che ha passato una vita nelle istituzioni, sindaco di Venezia, europarlamentare, componente del Consiglio regionale. In Consiglio da noi si occupava specialmente di rapporti con l'Europa, di fondi comunitari, molto nella cultura, e come Regione l'abbiamo mandato in tantissime istituzioni a rappresentare la Regione in momenti culturali di elevata importanza, quindi sicuramente una persona che a Venezia ha lasciato il segno. Oltre al sindaco Brugnaro, molti gli esponenti politici della vecchia e nuova guardia. In fondo alla chiesa, quasi defilato, anche l'ex assessore regionale Renato Chisso. Nato a Venezia il 2 settembre del 42, Laroni si è spento domenica all'ospedale di Mestre. Personaggio di spicco della politica veneziana, vicino a Gianni De Michelis, alla morte dell'amico parlò di amicizia sincera. Sembra che proprio questa perdita abbia fatto peggiorare le condizioni di salute di Laroni.